Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sono 83 gli immigrati clandestini di etnia curda che sono sbarcati in Calabria, in località Capocolonna a Crotone. I clandestini sono arrivati sulla costa a bordo di un'imbarcazione a vela che si è arenata sulla battigia. Tra loro 15 minori. Tutti sono in discrete condizioni di salute e per nessuno, secondo quanto riferito dagli investigatori, si è reso necessario il ricovero in ospedale. Gli immigrati sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Isola Caporizzuto. La Calabria è pronta a ricevere 300 tonnellate al giorno di rifiuti provenienti dalla Campania. Lo rende noto un'ordinanza emessa dall'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti. L'iniziativa, afferma il governatore Scopelliti, è attuata per solidarizzare con la Campania dopo l'emergenza rifiuti a Terzigno. I quantitativi verranno conferiti in una struttura privata di Pianopoli. Esiti positivi ha dato il tavolo Massicci che a Roma vede impegnata la Regione sul piano di rientro del debito sanitario. I Ministeri dell'Economia e della Salute hanno infatti dato l'ok ai provvedimenti messi in campo dall'ente per uscire dall'emergenza. A incidere positivamente anche la qualificazione del debito stabilita nei giorni scorsi. Questo esame positivo consentirà lo sblocco dei fondi FAS, sospesi dallo scorso maggio per pagare il debito al 31 dicembre 2008, che ammonta a 1.200.000 euro. Un gruppo di cittadini ed amministratori del Soveratese, giunti a bordo di 5 autobus, ha manifestato ieri a Catanzaro contro il paventato ridimensionamento dell'ospedale di Chiaravalle. I dimostranti, giunti in piazza Matteotti, hanno dato vita ad un corteo con striscioni fino a Palazzo Alemanni, sede della presidenza della regione. Assente il governatore Scopelliti, una delegazione ha incontrato il capo gabinetto Elena Scalfaro. E sempre in tema di sanità, in Calabria la situazione è tra le più critiche d'Italia. Dai dati forniti dal primo anno di attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari, diretta da Leoluca Orlando, è emerso che la Regione è al primo posto nella classifica dei morti di malasanità, con 50 decessi in solo 16 mesi. Precede la Sicilia. Sommando i dati di queste due regioni del sud, si hanno oltre la metà dei morti per malasanità in Italia, che in totale ammontano a 163 casi. I partecipanti al programma Stage per i migliori laureati della Calabria, terminato il 20 ottobre e a cui hanno preso parte 350 giovani, hanno dato vita ad un sit-in di protesta di fronte a Palazzo Campanella. La manifestazione intende portare a conoscenza dell'opinione pubblica il problema della disoccupazione e della fuga dei cervelli. Gli stagisti chiedono l'impegno da parte della Regione dopo che ha investito su di loro facendogli effettuare stage e preparati al lavoro. CGIL, CISL e UIL ieri mattina hanno sottoscritto una piattaforma programmatica per far fronte all'emergenza occupazionale a Crotone. Il documento, che si basa su 7 punti, mira a riavviare lo sviluppo del territorio che agevoli la realizzazione di nuovi interventi ed insediamenti produttivi. Hanno aderito alla piattaforma i principali rappresentanti istituzionali che hanno deciso di fare fronte comune nella richiesta, innanzitutto, del riconoscimento di area ad elevata crisi industriale da parte del governo. Nell'ambito della visita pastorale che l'arcivescovo metropolita di Cosenza Bisignano Salvatore Nunnari sta conducendo nella diocesi cosentina, ieri mattina si è recato al Palazzo della provincia di Cosenza ad accogliere Monsignor Nunnari il presidente Mario Liverio. All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio provinciale Orlandino Greco e diversi assessori. Si sono concluse ieri le giornate europee promosse dal Liceo Scientifico Pitagora di Rende per costruire il senso della cittadinanza e realizzare l'Europa della conoscenza. Nella sala consiliare del comune, l'incontro conclusivo al quale hanno partecipato le autorità locali. I giovani liceali hanno mostrato i risultati statistici di un'inchiesta sulla percezione della legalità nel mondo della scuola, dalla quale è emerso che i giovani sono più rispettosi della legge di quanto si pensi.